Ippica della Meraviglia. Al termine della stupenda manifestazione della 20ª edizione del concorso ippico tenutosi presso la caserma del 5° Reggimento Lancieri di Novara a Codroipo, oggi parte integrante della 132esima Brigata Corazzata Ariete di Pordenone, comandata dal generale Fabio Polli, al quale ho chiesto l'importanza di eventi come questi a cui partecipano sia militari sia civili. Questi sono i momenti in cui le comunità locali, le autorità locali e le autorità militari e la popolazione militare riescono finalmente a riunirsi e vivere insieme una giornata anche all'insegna della spensieratezza e della comunità di intenti e di valori. I risultati forse non sono così importanti dal punto di vista agonistico, però effettivamente è una bella soddisfazione vedere delle ragazze molto giovani che hanno avuto dei bei risultati. Ed è la cosa che impressiona di più, no? La padronanza e anche l'audacia di queste giovani ragazze che fanno delle cose che forse noi che sfioriamo i 50 anni non ci sogniamo più di fare. Quindi la competizione c'è, è sana e va sicuramente incentivata, perché il fatto di voler primeggiare comunque significa credere in quello che si sta facendo, quindi credere nello sport e in questo caso nello sport equestre. Però mi piace appunto ancora così sottolineare una volta la località dove ci troviamo, una caserma aperta a tutti coloro che hanno voluto partecipare a questo bell'evento. Si crea un legame particolare tra l'uomo e il cavallo nel momento in cui ci si frequenta così tanto. Diciamo che montare a cavallo non è facile, si parla di binomio. Io sono tra l'altro anche istruttore di equitazione, quindi monto a cavallo, tant'è che oggi ho montato anche a cavallo e conosco benissimo qual è la problematica. Abbiamo a che fare con un essere pensante che contrariamente all'uomo non parla, non è in grado di parlare, e quindi sta a noi capirlo. Questa è la principale difficoltà. Tante volte gli errori che si commettono in questa attività sono colpa nostra che non lo capiamo, però questo dobbiamo ammetterlo da cavalieri. Comunque la manifestazione è stata sicuramente un successo e abbiamo visto sia al pubblico, ma partecipare anche alla competizione persone che non sono proprio militari. Sì, hanno partecipato, era un concorso nazionale di tipo C questo della Federazione Italiana Sport Equestre che abbiamo fatto mettere in calendario. Ci saranno altri 2 eventi a metà giugno e anche ai primi di settembre che verranno sempre svolti all'interno del reggimento e sarà anche in questi, quindi vi invito veramente a chi purtroppo si è perso la giornata odierna a presenziare, perché anche in questi eventi cercheremo di farci conoscere un po' meglio. Con una collaborazione col territorio per quanto riguarda sia l'uomo e la donna a cavallo, quindi il concorso ippico, che tutte le iniziative che saranno messe in atto dalla città di Codroipo di svariata natura. Penso al mese di giugno con un concorso per attacchi di carrozze che può essere un po' ideale per quanto riguarda anche il concorso ippico a cavallo tout court. Penso altresì al 14 giugno, giornata in cui ci sarà la Codroipo in bicicletta e in cui si potrà circuitare parte di queste persone anche all'interno della caserma Pagliere, che molte volte apre le porte al territorio, anzi direi molto spesso lo fa grazie al suo comandante Colonnello Babbo, e lo fa in maniera molto moderna e molto, direi, gradita a un pubblico di tutte le età. Per il Ponte News, Marco Mascioli.